Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Partiamo dagli studenti in piazza oggi nelle principali città italiane per rivendicare il diritto allo studio per tutti e più diritti per gli studenti. Organizzata da UDU e Rete degli Studenti, la manifestazione udinese ha coinvolto oltre un centinaio di persone ed è stata anche occasione per parlare delle problematiche a livello locale. Manifestazione oggi a Udine degli studenti, sia degli studenti degli istituti superiori che di quelli universitari. E diversi motivi che inducono i giovani a scendere in piazza. Il corteo è partito da Piazzale Cavedallis e si è snodato lungo via Gemona per arrivare qui in piazza Primo Maggio. Intanto cominciamo a sentire i motivi appunto della protesta di oggi dal comitato organizzatore degli studenti delle superiori. Oggi siete qui in piazza, no Meloni Day, ma anche tanti altri motivi. Sì, siamo qui in piazza non tanto soltanto per portare delle rivendicazioni, ma per guardarci l'uno all'altro e dirci che non siamo soli, perché abbiamo deciso di portare ideologie diverse, organizzazioni diverse per far sentire che siamo in tanti e che vogliamo discutere questi argomenti, oltre che portare le nostre rivendicazioni. Quindi abbiamo detto tante rivendicazioni, motivo anche per restare insieme, motivo di confronto, però non vedo una grandissima partecipazione qui in piazza adesso. Beh, diciamo che è molto difficile costruire un processo politico nella provincia, nel senso che a parte il corteo di Fridays di settembre non c'era un corteo a Udine dal 2019. È difficile fare politica in Friuli, specialmente perché siamo una provincia molto disgregata, di conseguenza le scuole sono tante divise, al di là del centro studi. Io vengo ad esempio da Cividale, dal Paolo Diacono, ed è veramente difficile far capire agli studenti che c'è una realtà che può dargli un'alternativa alla scuola che stanno vivendo, che la scuola non piace, questo si vede dai dati. Poi la partecipazione in piazza è un processo molto difficile, specialmente per una provincia che non ha mai fatto questo genere di cose. Che cosa chiedete in particolare oggi? Oggi in tutta Italia scendiamo in piazza perché l'edilizia scolastica è in una situazione quasi catastrofica. Il 40% infatti degli edifici scolastici non sono a norma. E anche qua al Sello ultimamente, l'ultimo 11 ottobre, infatti è caduto un pezzo di soffitto, un pezzo di intonaco dal soffitto e la sede non è neanche stata chiusa un giorno per controllare l'integrità dell'edificio. E inoltre chiediamo al governo e al ministero di non concentrarsi sul merito degli studenti, ma sul benessere psicologico, sul fare approvare la carriera alias in diverse scuole che qua a Udine in Friuli non c'è se non al Manzini. Queste sono le nostre rivendicazioni, ne abbiamo molte diverse, non abbiamo spazi come giovani, facciamo molta difficoltà a trovare posti in cui ritrovarci e fare le nostre assemblee. Quindi scendiamo in piazza per il nostro diritto allo studio, che non è un diritto allo studio completo al 100%. Bene, grazie, ma sentiamo anche dagli universitari. Una vecchia conoscenza, l'abbiamo già intervistata in altre occasioni, proprio perché chiede un diritto sacrosanto per gli studenti universitari udinesi. Una casa dello studente. Assolutamente, sempre all'interno del diritto allo studio, noi come Consiglio degli Studenti dell'Università di Udine e come anche Associazione Studentesca Universitaria chiediamo da tempo delle risposte alla Regione, ma non solo, anche il coinvolgimento nei tavoli decisionali, cosa che non è stata ascoltata finora. Infatti non sono state proposte delle soluzioni condivise da noi studenti, ma solo delle soluzioni che non ci vedono soddisfatti al 100%, soprattutto perché per noi il diritto allo studio, il diritto alla residenzialità universitaria, la casa dello studente deve essere una cosa pubblica, ovvero gestita dalla Regione e dall'ente regionale per il diritto allo studio e non privata come le soluzioni che ci stanno proponendo. Per questo noi e per anche altri motivi scendiamo in piazza oggi. Sentiamo anche gli altri motivi degli universitari. Allora sì, come ha detto la mia collega, noi come associazione, come Unione degli Universitari abbiamo lanciato assieme ad altre realtà questa piazza in occasione di quella che è la giornata internazionale degli studenti. Abbiamo pensato di fare una riflessione in merito a quelle che sono le problematiche che vivono studenti e studentesse. Noi studenti universitari assieme agli studenti e le studentesse delle scuole. Una delle riflessioni fra le tante è quella che parte dal cambiamento, no, del nome di un ministero, come abbiamo visto, che è il Ministero al Merito.
merito. Noi pensiamo che sia fondamentale, importante e necessario, prima di parlare di merito, soprattutto fare delle azioni concrete per rendere il diritto allo studio un diritto reale, quindi livellare quelle che sono le differenze di partenza di studenti e studentesse per poi riuscire insomma a proseguire con gli studi. Per noi studenti universitari di Udine il merito è davvero un tema reale, vicino. Ne ha parlato prima la mia collega appunto della Casa dello Studente. Noi in questo momento non abbiamo una Casa dello Studente a Udine in centro di pubblica proprietà, non è stato attualmente fatto un investimento serio su questo tema e soprattutto non siamo stati coinvolti. Inoltre un altro tema è anche sicuramente quello della calmierazione degli affitti, che noi chiediamo a gran voce, una sinergia tra comune, regione, università e studenti universitari, ma anche sindacato, in modo da poter riuscire appunto ad avere un abbassamento di quello che è il costo attuale per stare a Udine. Bene, ringraziamo gli studenti che sono intervenuti, restituisco la linea allo studio. Sono stati illustrati questa mattina a Udine i risultati di Playful Paradigm, progetto europeo che prevede uno scambio di buone pratiche sul tema del gioco, quale strumento innovativo di riutilizzo degli spazi urbani, aggregazione, inclusione sociale, invecchiamento sano, contrasto al gioco d'azzardo e altre forme di disagio sociale. È stato anche presentato l'evento finale del progetto che si terrà da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre. Nell'occasione il sindaco Pietro Fontenini ha parlato anche dell'ex Cinema Odeon che da oggi di proprietà del comune ha ricevuto le chiavi. L'edificio è chiuso al pubblico dal 2003. Assessore, Playful Paradigm di fatto è un progetto di rigenerazione urbana attraverso il gioco. Esatto, il gioco come strumento versatile per ripensare i nostri spazi, quindi anche utilizzando attività educative, strumenti pratici per l'educazione, il benessere, l'inclusione dei più piccoli, ma anche per le persone più mature. Udine Lead Partner per la seconda volta porta nell'amministrazione comunale di Udine un budget di oltre 180.000 euro e si riconferma capitale europea del gioco. La prossima settimana ci sarà l'evento finale, il meeting finale con i paesi partner del progetto. Avremo Spagna, Portogallo, Slovenia e Lettonia ospitati qui nella nostra bellissima Udine dal 23 al 25 novembre con un benvenuto a partire dalle ore 18 al Conservatorio Tomadini nel cuore di Udine e per concludere con l'evento finale il 25 nel Colle del Castello, luogo simbolo della nostra città, con un evento appunto che dialogherà con i partner e anche i referenti di Urbact, che è il programma europeo che finanzia il progetto, per dialogare sul gioco e continuare quindi questa esperienza. E a mettersi in mostra, anzi in gioco, è il caso di dirlo, sono tantissime associazioni di Udine e non solo. Sì, tantissime associazioni che hanno partecipato, che sono state contattate dall'ufficio, insomma qua vedete alcuni referenti dell'ufficio finanziamenti europei, sono oltre 20 le associazioni che hanno collaborato fattivamente, dalle scuole a Zio Pino Baskin alla comunità Pier Giorgio Onlus, per citarne alcune, e che hanno dato il loro contributo, coordinate da Coccinelle Rosa, da Massimo Salvador, nella realizzazione degli eventi che hanno visto attività a partire dagli orti urbani di Via Dino Basaldella alla Piazza Patriarcato fino all'area verde di Via del Bon. Sindaco, per 3 giorni Udine diventa la capitale europea di fatto del gioco. Sì, è un progetto europeo che mette insieme città dal Portogallo fino alla nostra vicina Slovenia e Udine è capofila di questo progetto europeo in cui vengono così manifestati questi esempi di gioco per i bambini. La città di Udine ormai ha consolidato delle esperienze importanti, ricordo che qui in città opera la ludoteca, c'è l'archivio italiano dei giochi, quindi delle realtà in questo settore molto consolidate e quindi abbiamo diffuso anche ad altri partner anche lontani come il Portogallo queste esperienze perché diventino patrimonio comune. Io penso che il gioco sia una cosa importante per lo sviluppo dei ragazzi e soprattutto quando il gioco è un gioco collettivo, non è un gioco individuale, perché forse adesso tanti bambini, tanti ragazzini usano da solo magari smartphone per giocare da soli, invece se il gioco diventa gioco di gruppo ha un momento formativo molto importante e questo l'intendimento che noi portiamo avanti attraverso l'esperienza della ludoteca che è presente nella zona del Via del Sale all'interno del Parco del Torso, dove realizzeremo anche un murales per far
conoscere insomma il gioco, che è una realtà ormai consolidata nella città di Udine. Vuole essere anche quindi una spinta su stili di vita più sani. Sì, stili di vita più sani. Abbiamo sentito oggi tra l'altro il parere di un dirigente scolastico delle scuole dell'infanzia qui in città, che ha riconosciuto l'importanza in pratica di questi esempi del gioco che aiutano i ragazzi nel loro sviluppo. Cambiando argomento, Sindaco, da ieri è di proprietà comunale l'Odeon, oggi riceverà le chiavi. Quali sono le progettualità per questa importante struttura di Udine? È una struttura molto importante, noi siamo contenti di aver raggiunto questo obiettivo, che è un primo passo per il recupero di questo importante cinema che fa parte della storia della città. L'Odeon è un contenitore importante dove lo metteremo a disposizione per fare spettacoli, quindi ci sarà un ritorno al teatro, alla musica, ma anche all'arte. Vedremo anche di fare una mostra permanente di alcune opere, stiamo studiando, però ripeto, siamo adesso nella fase dello studio, della progettazione, poi ci saranno i lavori necessari per adeguare il locale a questi obiettivi e penso fra 2 anni di poter tagliare il nastro, insomma, del nuovo Odeon rigenerato, riaperto ai cittadini. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati in diretta a Da Voi la linea. Si è da poco conclusa a Udine, nel Palazzo della Regione, la conferenza stampa di presentazione della stagione sciistica invernale che si appresta a partire. Marco Pasquariello ha sentito l'assessore regionale Sergio Bini. Le piste del Friuli Venezia Giulia saranno tutte innevate, quindi 100% della forza di promoturismo per quanto riguarda l'innevamento verrà utilizzato. Ci sono dei poli che presentano degli importanti restyling di immagine, abbiamo iniziato questo percorso e poi insomma una novità che penso faccia piacere ai più, i prezzi degli ski pass giornalieri che verranno mantenuti invariati. Siamo l'unica regione dell'intero arco alpino che manterrà i prezzi invariati, quindi un plus per le politiche turistiche della nostra regione. Ma è stato possibile grazie a una riorganizzazione dei costi interna, ci sono stati dei tagli in certi capitoli di spesa e poi la capacità che ha avuto Promoturismo, anche la fortuna diciamolo, di sottoscrivere dei contratti a copertura ancora prima dell'innalzamento significativo del costo dell'energia, quindi noi fino al 31/12 avremo dei costi normali dell'energia e questo ci consentirà di risparmiare diversi milioni di euro. Sono previsti anche importanti eventi e anche grandi nomi? Beh sì, noi insomma, come Promoturismo abbiamo sempre garantito alla montagna significativi eventi. Quest'anno avremo EIOF, sarà un importantissimo evento che ci proietterà oltre confine, vedrà tantissimi giovani, tantissime famiglie, insomma, toccherà diversi poli del Friuli Venezia Giulia, ma non solo, insomma voglio anche ricordare nel 23 ci sarà la tappa a Tarvisio e Russari per quanto riguarda il Giro d'Italia, ma poi tutta un'altra serie di eventi significativi, la presenza della squadra nazionale femminile di sci alpinismo che sceglie, questo grazie alla qualità anche delle piste, la nostra regione per potersi preparare per le competizioni internazionali. Insomma, un palinsesto assolutamente ricco, ma quello che a me preme sottolineare è la qualità dei servizi offerti dai nostri impianti, dalle nostre piste, di altissimo livello. La campionessa di scherma Mara Navarria ha presentato oggi in Regione Trieste la sua tesi di master che analizza il legame tra sport, turismo e territorio. Il Friuli Venezia Giulia è il territorio con il più alto numero di atleti, merito delle infrastrutture, spiega, della predisposizione a stare all'aria aperta, ma anche delle tante opportunità che il territorio offre ai ragazzi. Raccontare l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia, lo sport, che è una chiave anche per promuovere il territorio nel mondo del turismo.
Oggi in questa veste non di atleta friulana, ma di laureata appena adesso a un master in marketing e management dello sport all'Università di Roma Tor Vergata, dove ho portato e sono partita, diciamo, dal piano strategico della regione, dove lo sport è inserito a pieni titoli, e in realtà sono partita anche dal legame che la regione ha attraverso promotorismo FVG e Udinese Calcio, e non solo il calcio come sport, ma sia sport olimpico che paralimpico, con diversi target appunto regionali, e quindi una promozione del territorio a 360 gradi e di come lo sport può essere un veicolo di conoscenza. In questo senso le vostre medaglie, i vostri trionfi, i vostri successi sono i successi di tutta la regione, perché voi siete anche gli alfieri non solo italiani ma proprio dei singoli territori. Quanto è importante sentire anche la vicinanza delle istituzioni? Ma è importantissima, io sono testimonial della regione Friuli Venezia Giulia e porto nella gorgiera della mia maschera il simbolo dal 2019, ma sono sempre stata attaccata a casa mia, al mio territorio, e soprattutto poterlo portare in giro e anche far conoscere a livello anche universitario è stato vincente, ed è stato anche un ottimo momento di riflessione da un altro punto di vista per quanto mi riguarda dello sport, che può essere non solamente turistico, anzi è come lo è, ma anche culturale. Qual è il segreto del Friuli Venezia Giulia, visto che siamo tra le province con il più alto numero di atleti? Ma sicuramente io che ho vissuto anche fuori dal Friuli Venezia Giulia, sono le infrastrutture, sono forse la voglia di stare anche all'aperto e magari una propensione ad avere altri hobby, a condividere, perché lo sport ha più funzioni. Possiamo dire che sì, è socialità, però è anche inclusione, è un momento di condivisione, ma anche un momento di crescita per i ragazzi, e quindi io in questo caso da mamma se posso propongo più di un'attività a mio figlio, e devo dire anche che le proposte che ci sono qua ce ne sono tante. La rassegna Perle musicali in villa ha animato l'ex convento di Pordenone, protagonisti 2 compositori di origine friulana che hanno presentato opere dall'inizio del Novecento a oggi. Le nuove rotte della musica contemporanea hanno intercettato il pubblico di Pordenone all'ex convento di San Francesco grazie alla rassegna Perle musicali in villa, organizzata dall'Associazione Musica Pura per la direzione artistica di Eddie Denadai. Un secolo di musica, dai primi del Novecento fino ad oggi, è stato oggetto del programma, interpretato dagli strumentisti di Impronta Ensemble, collettivo artistico fondato a Mannheim da Andreas Luca Beraldo, musicista e compositore tedesco di origine friulana. Questo progetto si dedica alla ricerca del timbro, sia nella contemporanea, dove diventa, specialmente nei brani di Romitelli e di Elia, elemento cangiante della musica, ma anche nell'Ottocento, nella musica di prima. Tra i compositori eseguiti anche Fausto Romitelli, nato a Gorizia e prematuramente scomparso nel 2004, di cui sono stati proposti 2 brani. La frontiera mitteleuropea si è spenta quindi fino a Budapest grazie al compositore Alessio Elia, italiano naturalizzato ungherese, che ha introdotto il concerto e presentato 2 sue composizioni. Gli strumenti vengono intonati in una maniera particolare perché ho bisogno di alcuni suoni che ordinariamente non sono presenti negli strumenti. Per questo motivo gli archi, ad esempio, vengono scordati, le corde vengono innalzate o abbassate. Noi siamo in chiusura, ma vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta alle 16:30. Buon pomeriggio.